San Polo, civico 2305. Qui viveva Giovanni Gervasoni, insegnante elementare, antifascista e membro della Chiesa Valdese. Fu arrestato nel 1944, aveva 35 anni, morì assassinato a Dachau nel 1945. Per ricordarlo, la città di Venezia ha posto una pietra d'inciampo. I valdesi sono stati perseguitati per secoli, solo il re Carlo Alberto diede libertà civili e politici sia ai valdesi che agli ebrei nel 1848. Quindi noi non possiamo che esserci. Insieme a quella di Gervasoni, altre 5 pietre per ricordare i cittadini veneziani deportati nei campi di sterminio. È una mappa della memoria quella che si compone nella città lagunare. A Cannaregio, al civico 506, si ricorda una famiglia intera: Giuseppe Muggia, la moglie Maria Ester e la figlia Franca, tutti deportati e morti ad Auschwitz. Un impegno di condivisione per un'intera comunità. La memoria va condivisa, dobbiamo condividerla, è un impegno che noi ci siamo presi da quando abbiamo cominciato a fare le operazioni delle pietre d'inciampo, che non ha riguardato e non riguarda solo gli ebrei, ma riguarda appunto la comunità valdese come quest'anno, ma negli anni passati anche i perseguitati politici e gli internati militari che non sono più tornati dai lager nazisti. Tra i ricordi anche quello di Gustavo Corinaldi, anche lui morto in campo di concentramento. La sua pietra, rubata lo scorso anno, ora viene sostituita. Dopo quel gesto ignobile dello scorso anno di presa di questa pietra d'inciampo era assolutamente doveroso riporla lì dove era stata messa.